Il percorso è già tracciato, il sentiero delineato, il traguardo, forse ancora indefinito, passa per momenti, per partite come questa. Amici di Sportisili, benvenuti al comune di Bagheria per Bagheria Gemini Calcio da Fiocaldarella. 11ª giornata del campionato di promozione siciliana Girone A, questo è un big match. Occhio al pallone vagante in aria, mette fuori Gastone, poi Biondo prova ancora a spizzarlo di testa. Gallo si appoggia, prova a girarla col sinistro, largo, non c'è deviazione, però la Gemini a toccare per Stassi che prova a mandare in velocità. Fiorentina è veloce, prende il tempo a mangiapane, arriva prima il 7 Bagherese, rientra sul mancino, va al cross sul secondo palo, Caracappa! Va di testa, ha preso un buon terzo tempo il numero 11. Bel lavoro da parte di Minnone che recupera il pallone. Caracappa trova Stassi al limite, la sposta, arriva Fiorentino, Stassi va sul mancino, lo prova, deviazione, la palla è lì, Minnone! De Miere super! Salva la Gemini Calcio, primo tiro in porta della partita. Stassi raccoglie Fiorentino, c'è un momento di Minnone, Fiorentino al limite si appoggia su Minnone che rientra sul mancino, prova a calciare, De Miere cercato la conclusione a chiudere sul primo palo. Va Spinelli, rincorsa e destro di Spinelli che prende il palo, gran destro, gran lancio per Caracappa che scappa via. Reina prova a resistere ma Caracappa fa un gran controllo al limite, appoggia su Minnone, De Miere, non è finita, arriva ancora Minnone, Stassi calcia, è arrivato il muro di Reina, occasione colossale, doppia. Minnone in mezzo, una buona palla, arriva Costa, De Miere ha salvato ancora il portiere della Gemini, non è finita, Florio salta, alla fine De Miere blocca. Minnone in mezzo per Stassi! La palla di Minnone, la girata, l'ennesima di Giorgio Stassi, sono 9 in campionato, oggi da capitano, porta in vantaggio il Bagheria in una partita complicatissima. Ha messo una grande palla Minnone. Se nel calcio vince chi fa più gol. Non è che quando sei un attaccante prolifico, già si parte 1-0, come direbbe qualche opinionista. Qui cerca movimenti in avanti, trova quello di Gallo, sempre libero largo a sinistra. Marrone trova ancora Gallo che è esposto sul sinistro, calcia Gallo in mezzo! Era un cross destinato a Spinelli. Che sono a sinistra, comunque sono loro i due terzini. Adesso poi dentro 2 trequartisti, Gallo al volo! Pallone sul fondo. Batte il corner Minnone sul primo palo, c'è Badami, voleva aprire il piattone, non è riuscito a impattare bene. Cade a terra, c'è il vantaggio, Virzì. Aspetta Virzì, prova a sgasare, passa Villamaior che non può tenerlo perché è ammonito. Passa pure su Mangiapane, gran giocata Virzì, palo! Sta per fare un gol incredibile Virzì. Adami, Virzì, trova Giannone, campo aperto per il Bagheria. Se ne va Samuele Giannone, raggiunto, resiste Giannone, non molla, allarga per Stassi, controllo, sinistro! De Miere in calcio d'angolo. Adami allontana, Flamia, alza il campanile, Giannone sta facendo prendere la punta. Prova a spizzare, Reina. Ci può essere l'ultimo, forse da Gemini, no, non c'è! Finisce qui, vince il Bagheria, vince per 1-0. Decide il gol di Giorgio Stassi al 37esimo del primo tempo. Il Bagheria vince una partita importantissima, era l'imperativo